È in onda la rassegna stampa. Ho appena finito di ballare, c'ho il fiatone, mi devi subito aprire il microfono, dobbiamo andare in onda. Inquadra la bottiglia, perché giustamente, qui c'è gente che ha festeggiato, nel centrodestra intendo, nel centrodestra abbiamo festeggiato perché c'è stato un bel risultato nelle Marche e in Valle d'Aosta, che comunque si faranno il loro presidente mettendosi d'accordo a umma. Ma è vero, con Forza Italia? Cioè Forza Italia fa lo sgambetto al centrodestra per mettersi con gli autonomisti. Ah, dai, che cavolata. Però, ragazzi, questa sera, se non l'avete ancora aperta, una bella bottiglia, anzi, un orologio a bottiglia che stiamo inquadrando in questo momento col marchio Radio Libertà, perché abbiamo portato fortuna alla coalizione di centrodestra e diciamolo, dai, lo possiamo dire, Francesco, lo ammetti anche tu che ce lo abbiamo duro politicamente anche questa volta, nonostante il freschetto, e attenzione, domani sarà peggio. Buongiorno da Sammy Varin. La bottiglia, certo, la trovate qui negli studi di Radio Libertà a Milano in via Bellerio 41. Se ci venite a trovare nei prossimi giorni, ce ne sono ancora, perché ne sono avanzate da Pontide, abbiamo trovato uno scatolone che ne conteneva ancora una decina, e quindi, signori, un orologio a bottiglia da mettere nella vostra cucina, nella vostra taverna, pensando a noi di Radio Libertà che vi facciamo una controinformazione mattutina coi fiocchi e controfiocchi. Wow! Come va? Oggi piatto ricco micifico, oggi veramente abbiamo tante belle cose di cui parlare, partendo chiaramente dalle elezioni, ma anche sul fronte guerra ci sono buone notizie. Hanno venduto lo stadio, quante cose belle. Poi alle 9 avremo una candidata giovanissima per la Toscana della Lega, si chiama Gemma Peri, da non perdere. Poi alle 11 avremo un artista che fa una musica particolarissima, si chiama Alucandra. Alle 11:30 ci collegheremo con i bikers, perché a Milano tutto va bene, Madama la Marchesa, ma lo sapete che c'è questa cosa che pende dall'alto, che ti sta per cadere addosso. Tra poco chiuderanno l'accesso a motorini e moto Euro 0, 1, 2. La Lega è riuscita a procrastinare questo divieto, doveva partire in questi giorni, l'abbiamo mandato avanti di un anno, ma la battaglia non è assolutamente finita, e proprio l'altro giorno si sono riuniti i bikers di tutta la zona con i rappresentanti della Lega. Vi manderò il servizio del nostro Claudio Bernieri. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, grazie. Chi mi dà il buongiorno già a quest'ora inviando WhatsAppino al 340 6709 659, questo è il numero esclusivamente per WhatsApp, già a quest'ora del mattino. 340 6709 659, perché quella che sta per partire, ma non partirà mai, lo sapete, io poi cicciaro, parlo del più e del meno, bella giornata oggi, firulì firulà, è una rassegna stampa commentata da voi, quindi mentre io parlo potete commentare in tempo reale ciò che dico, e le mie castronerie sono commentate direttamente da voi al 340 67 09 659, con un grazie a chi ci segue dall'autoradio schiacciando DAB. Radio Libertà si ascolta in tutta Italia. Grazie a chi ci segue sul sito radiolibertà.net, che potete anche sbirciare perché è un sito di controinformazione con commenti tostissimi. Grazie a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare, andate in App Store, trovate la nostra applicazione, schiacciate scarica e gratuitamente, la ritrovate sul cellulare quando volete. Potete tranquillamente entrare e ascoltarci nel giorno, nella notte, quando volete. Certamente c'è il sito, c'è Facebook,
c'è YouTube, in questo momento c'è un Facebook molto gettonato che è la pagina Facebook di Lega Salvini Premier con più di 1 milione di visualizzazioni, e io ringrazio i leghisti celoduristi che ascoltano Radio Libertà, chi ha un piede nel passato con la Lega delle origini, chi giustamente sta vivendo sia quella delle origini che quella di oggi, che quella che sta per arrivare di domani, come il sottoscritto, e sono qua che vi sto raccontando questo mix speciale che stiamo diventando. Intanto il Corriere della Sera si è aggiornato proprio in apertura con l'ultima ora, c'è stata una battaglia nella notte e ancora una volta la sensazione che abbiamo che quelli di Forza Italia se la siano fatta col PD, in senso buono, se la siano fatta questa battaglia, non dovete capire male, approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan. C'è il sì del Consiglio Comunale di Milano, Forza Italia decisiva per la giunta. Questa è proprio l'apertura del sito del Corriere della Sera. In prima pagina non c'è ancora perché la battaglia se la sono fatta durante la notte, finita poche ore fa. Entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto, sala in silenzio. Forza Italia esce dall'aula, Fratelli d'Italia dice così ci indeboliscono. È successo qualche cosa e noi abbiamo una Silvia Sardone incacchiatissima che più tardi vi leggerò. Vediamo il sito di Repubblica, non gliene frega assolutamente niente lo stadio in San Siro. Repubblica parla di Sinner che ha cominciato a giocare. E poi sì, solo più in basso, approvata tra le polemiche la vendita di San Siro a Inter e Milan, Forza Italia decisiva per la maggioranza del sindaco Sala. Praticamente hanno guardato il sito del Corriere e hanno copiato. Scherzo. Ci sono buone notizie per il Medio Oriente, almeno ragazzi, a questo punto dobbiamo incrociare le dita delle mani e dei piedi. Ce la fate? Proviamo? Ostaggi liberi in 72 ore, paesi arabi in pressing per convincere i miliziani. Ecco i 20 punti del piano, sito elettronico di Repubblica, ma anche chiaramente all'interno. E allora, tuffiamoci subito, dai, vediamo un attimino cosa si muove, partendo dai bacchettoni di Avvenire, che in effetti parlano, cos'è, un condominio, cambio di piano, cambio di piano è il titolo di Avvenire, ma comunque è un qualcosa di positivo perché c'è stata questa nuova proposta di pace in 20 punti per il Medio Oriente, il premier che si scusa con Doha per il raid, Trump modifica il progetto per la tregua a Gaza, sì di Israele, telefonata con il Qatar, appunto, scusate, scusa, ma non volevo così, sai, Hamas prende tempo, quindi Hamas non ha ancora risposto a questo progetto di pace, la flotilla intanto tira dritto, da domani sarà in zona a rischio, e sapete che anche sulla flotilla c'è qualche dichiarazioncina interessante. Al termine del faccia a faccia con il premier israeliano, il presidente USA ha presentato il testo dell'accordo che ha già incassato il sì di Israele, un programma per la pace dell'intero Medio Oriente, non solo a Gaza. Il documento in 20 punti affida il governo della striscia a un consiglio di transizione presieduto dallo stesso tycoon, mentre Tony Blair avrà un ruolo da protagonista. Ambigue le affermazioni sul ritiro dell'esercito di Tel Aviv in tempi da concordare tra le parti e sullo Stato palestinese previsto in un futuro da definirsi. Su questi argomenti c'è la Rula Gebral su un quotidiano di sinistra che la dice bene. Trump garantisce ostaggi liberi in 72 ore e amnistia per i miliziani che deporranno le armi. Se il gruppo armato non accetterà, Netanyahu sarà libero di finire il lavoro con il sostegno di Washington. Hamas ribadisce: non siamo stati interpellati. Adesso non facciano i fighettini, insomma, questi di Hamas. A un certo punto si potrebbe anche... sempre sul quotidiano Avvenire, certo, le Marche confermano Acquaroli e il centrodestra. Nessuna sorpresa nella regione del centro Italia. Il centrodestra respinge l'assalto del Campo Largo e Francesco Acquaroli, governatore uscente, ottiene un netto bis con circa 8 punti
sullo sfidante Matteo Ricci, più o meno il risultato della Lega, un po' di più, ma questo fa capire insomma che se c'è la Lega il centrodestra vince, altrimenti ciccia. Che afferma Matteo Ricci: è stata una lotta impari, strumentalizzata l'inchiesta a mio carico. Insomma, diciamolo che il Ricci, soprattutto negli ultimi giorni, stava facendo campagna elettorale per Gaza, con tutto il rispetto chiaramente, è rimasto con la Gaza Cola in mano e non l'ha cagato nessuno, con tutto il rispetto. Però ragazzi, se sono elezioni locali, come hanno detto quelli del PD, visto che hanno perso, almeno pensiamo al territorio, parliamo del territorio, non tiriamo in ballo le storie di Gaza, che purtroppo non sono storie, succedono cose atroci, ma pensiamo almeno in queste elezioni, in quel momento, ai tuoi cittadini, che anche loro, sai, hanno dei problemini, caro Ricci. E vabbè, comunque ha perso. Fratelli d'Italia è il primo partito, crolla rispetto a 5 anni fa la Lega, superata da Forza Italia. Esultano Meloni e Tajani, premiato il buon governo. La Schlein avanti sull'impegno unitario. I dubbi di Conte, la nostra proposta non ha convinto. In Val d'Aosta raddoppiano il consenso gli autonomisti dell'UV, probabile una replica dell'alleanza con il centro-sinistra. Chiaramente siamo su un giornale di sinistra, Avvenire, e quindi porta sfiga, ma noi speriamo in altro. Ma avete sentito anche voi? Ci sono dei disturbi. Capito? Non lo so io cosa sta su. Perché no, mi fa ridere, vabbè, tu dici, vai, te sei scurlin, fai lo stupidotto già alle 7:40, ti immagini ora di sera con i figli e la moglie cosa combini? No, io gli faccio gli agguati, mi metto dietro il muro, no? Quando passano, così, no? Almeno ti mandano a fanculo subito i tuoi figli appena entrati in casa. Senti un po', no, perché, è difficile da spiegare la situazione in Val d'Aosta, nessuno ci capisce niente, capito? Loro si fanno i cacchi loro e quindi il presidente adesso decideranno loro, inciucciam di qua, inciucciam di là. L'unica cosa vera è che il centrodestra unito ha fatto molto bene in Val d'Aosta. Però gli autonomisti dell'Unione Valdôtaine probabilmente si alleeranno con la sinistra. No! Non è vero, potrebbe darsi anche che si alleino. Scusate, non ce la faccio. No, scusa Francesco, grazie, no, non ce la faccio, no. Passi il fazzoletto un attimo, mi devo soffiare il naso. Scusate, mi soffio. Ecco, non so perché. Sono andato in distorsione devo stare un po' più lontano quando soffio il naso. Di cosa stavo parlando? Non mi ricordo. Cambiamo quotidiano. Dai, perché? Come è successo con lo stadio a Milano, c'è Forza Italia che fa sempre qualcosa che non te l'aspetti e che va con la sinistra. Bene, cambiamo argomento e cambiamo. Ma che cosa c'è adesso? Tutti a guardarmi perché non finisci i discorsi, Sammy Varin. Ma io ho iniziato un discorso. Ma avete sentito che iniziavo un discorso? Cambiamo quotidiano, ci vuole un po' d'allegria, e allora un po' d'allegria. Andiamo sul Tempo. Il Tempo ci mette sempre allegria. Devo ringraziare, io amo Tommaso Cerno, e poi vabbè, a lui ha altri gusti sessuali certamente rispetto ai miei, ma lo amo lo stesso. Il Tempo oggi titola: trombati come Ricci, il centrodestra trionfa nelle Marche. Ricci, li vogliamo bene, però adesso c'ha tutta sta casa piena di gazzacola che poi ti fa fare di quei rutti, ragazzi, la gazzacola. Cioè, veramente, tu ti immagini quelli sulla flotilla, vanno avanti a rutti praticamente anche quando non c'è vento, no? Acquaroli confermato governatore
della regione. Meloni exploit nell'urna, Fratelli d'Italia è il primo partito, altro che Ohio e spallata al governo, sinistra KO. E ora tocca la Calabria, Occhiuto favorito su Tridico, e mo te lo dico, salta fuori oggi che il povero Tridico non si potrà neanche votare da solo perché è residente a Roma. Tridico, e mo te lo dico, e ce lo potevi dire prima, iniziavamo prima a prenderci in giro, no? Ma no, ti vogliamo bene assolutamente. Il tempo con Tommaso Cerno che titola Nelle Marche affonda il Gaza Boy. Divertentissima anche questa, signori. Matteo Ricci e compagni di Flotilla no altri ammainano la bandiera palestinese imbrattata in campagna elettorale usando Gaza per scaldare la piazza e non certo per aiutare i bambini. E nel giorno in cui Acquaroli, che ha fatto campagna elettorale parlando delle Marche e non della Palestina o di Israele, si conferma governatore della regione su cui Ellis Line aveva scommesso per proclamare la spallata al governo, fortunatamente Donald Trump e Bibi Netanyahu, che avranno mille difetti ma sono pur sempre due leader di democrazie, provano a fare un accordo con Hamas sulla liberazione degli ostaggi del 7 ottobre, dimenticati dalla sinistra italiana e unico snodo per veder finire l'orrore nella striscia. A meno che qualcuno non pensi che Flotilla e le minacce dei nostri capibastone possano davvero chiudere la questione israelo-palestinese. La lezione che viene da due fatti così lontani è che la propaganda non la fa la destra, tantomeno il governo di Giorgia Meloni, che non ha cavalcato le Marche, ha criticato Israele, ha protetto la Flotilla pur sapendo che era propaganda contro di lei. Gli italiani l'hanno capito. È vero, c'è ragione Tommaso Cerno, gli italiani hanno capito molto di più di quanto immagina la povera Schlein, che adesso ci avrà anche lei la casa tutta piena di Gaza cola, e vabbè, insomma, speriamo che ne beva poca, non tutta in una volta. Siamo sul tempo, dai, ci restiamo un attimino. Allora, prima di tutto c'è il tempo di Osho divertentissimo, perché abbiamo scoperto che Gualtieri parla perfettamente l'inglese. Ma chi l'avrebbe mai pensato? È il sindaco di Roma, ragazzi. Cioè, il sindaco di Roma parla romanesco, canta, strimpella, lo sapete, è andato anche a Sanremo, sul palco di Sanremo, e parla perfettamente in inglese. E infatti il tempo di Osho titola Gualtieri e il perfetto speak English, la rivelazione del sindaco global. E uno che gli dice: ammazza come lo parli bene l'inglese, e lui che risponde: me serve per rimocchiare le turiste straniere. E comunque, capisci, quando ci si attacca a questa cosa, parla bene l'inglese, eccetera, e dici: ma vabbè, ma cos'altro sa fare, no? Zitto. Entro nel tempo solo per fare un giro, perché sai, siamo un po' tristi. Ha vinto il centrodestra nelle Marche, in Val d'Aosta il centrodestra è andato alla grande. Devo dire che la Lega ha avuto un po' meno voti. Lo dico, non mi nascondo dietro un dito, lo dico, abbiamo preso pochi voti, ma il bello in questi casi, dai ragazzi, me lo devo insegnare tutto, è fare la squadra, e mettere sul tavolo i nostri argomenti, e se il centrodestra vince, ciapala lì, questo lo facciamo, perché è scritto nel programma bada ben. È il bello di fare squadra, cosa che non sono riusciti a fare nel centro-sinistra in Valle d'Aosta, perché ognuno ha avuto il suo campino praticello e chiaramente i voti si sono dispersi, e anche il famoso campo largo nelle Marche non ha per niente funzionato, con il signor Conte che ha dimezzato i voti, nonostante le promesse, e sono curioso anche un po' più in giù come andrà, perché un po' più in giù, ad esempio in Calabria, le promesse suppotenti, cioè reddito di cittadinanza, quella cosettina lì, fa gola, ragazzi, chissà se lo voteranno Conte i 5 Stelle in zone un po' più basse dell'Italia. Zitto, sono a pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Vincono i Promel, che sembra un energetico, signori, Promel.
Compra anche tu ProMail. Hai problemi d'amore, affari, lavoro? Sei un po' debole? Ti si è rotta la lavastoviglie? ProMail. E tutto funziona. Acquaroli si impone su Ricci. Bis da governatore delle Marche. Meloni premiato il suo lavoro. Il candidato del centrodestra oltre il 52%. ProMail. Exploit di Fratelli d'Italia che supera il 27%. ProMail. Altro che Ohio e spallata al governo. Lo sfidante non raggiunge il 45%. ProMail. Pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Se mi vogliono come strillone, guarda che tra una notizia e l'altra, quando c'è la pausa musicale, vado qui al semaforo di via Bellerio e posso fare lo strillone, Cioè, Cerno, quanto mi dai? Che domani però piove e fa freddo. Ho bisogno di un maglioncino, di un gipunin. Le prossime partite, vi sto mettendo allegria, ragazzi. Siete allegri? Siate un po' allegri, perché uno dice non possiamo adesso metterci a piangere perché la Lega ha preso il 7, l'8%, ragazzi. Ma lo sapete che la giostra sta premiando la destra. Tu dici Forza Italia, Forza Italia è premiata perché ci incischia con questo, con quell'altro, capito? Cioè è tutta moderata, capito? Noi siamo molto più estremisti e soprattutto vogliamo fare le cose, a differenza di Forza Italia, con tutto rispetto, e di Fratelli d'Italia, sono fratelli, quello c'ha la forza e vuoi che stiamo benissimo insieme. Noi siamo un po' più estremisti di loro, noi vogliamo le cose, vogliamo i risultati e ci arrabbiamo. Siamo ancora capaci di arrabbiarci in politica senza menare le mani, a differenza del PD e della sinistra. Le prossime partite. Oggi vertice dei leader della maggioranza, il Veneto alla Lega, il Sud ai civici. Così scrive Edoardo Sirignano oggi sul quotidiano Il Tempo. Per il dopo Zaia, in poll Stefani. In Campania avanza Di Bari. La vittoria di Acquaroli nelle Marche sblocca il nodo candidati per il centrodestra. Fratelli d'Italia mantiene il suo inespugnabile fortino e dunque può lasciare il Veneto alla Lega, aspettando l'ormai non lontanissima contesa per la Lombardia, magari già dando un segnale alle prossime amministrative milanesi. Motivo per cui, salvo sorprese dell'ultimissimo minuto, dovrebbe toccare al vice di Salvini Alberto Stefani correre per il dopo Zaia. L'accordo, dicono i ben informati, sarebbe stato trovato non solo con gli alleati meloniani, ma anche con gli azzurri di Forza Italia, a cui sarebbe stata promessa Verona, come richiesto da Tajani, Tosi, scusate, non riesco a nominarlo, ve lo dico un'altra volta. Comunque Tosi in pole position su tutti per fare il sindaco di Verona. Non dovrebbe saltare quindi la riunione di coalizione che dovrebbe tenersi nel pomeriggio e che di fatto anticiperà il tradizionale tavolo in cui vengono annunciati gli aspiranti governatori. Ci credete? Io no, comunque mi fermo, l'articolo va avanti, prosegue. Sappiate che ci sono questi signori sul tavolo: Alberto Stefani, Lega, Veneto, Michele Di Bari, civico per la Campania, Luigi Lobuono, civico per la Puglia. Nomi sul tavolo. Intanto, sempre dal Tempo, l'Italia e il record turismo, Meloni più competitivi a livello mondiale. Guarda, questa è una roba importante, signori, Una 3 giorni che ha incoronato Roma come capitale del settore. Vabbè, Milano, ma che cazzo è Milano? A Milano sono solo Maranza ovunque, cosa vuoi che sia? Esulta Santanchè: siamo una nazione della grande bellezza, ma comunque visitate anche Milano, che vi rapinano, vi violentano, e comunque da visitare. Venite qua se avete coraggio. La curiosità: Gualtieri e gli onori di casa in perfetto inglese, signori. Ad aprire i lavori, parlando appunto di turismo, record turismo, il WTTC Global Summit 2025, ad aprire i lavori è stato il sindaco di Roma Capitale Gualtieri. Oltre a cantare, suonare, tagliare nastri, abbiamo scoperto che pure un poliglotta moderno,
cioè modello, ha parlato in perfetto inglese e sono rimasti tutti soprattutto perché non hanno capito niente di quello che ha detto e quindi ha fatto di tutto, ma ha cantato pure. No, bravo Gualtieri, assolutamente abbiamo bisogno di fare pubblicità al nostro bellissimo paese, così arriveranno ancora più turisti e noi siamo contenti. Il Tempo, a pagina 12, intervista Don Maurizio Patriciello, la camorra mai così debole, lo Stato qui c'è ed è forte, chi dice altro ignora la realtà. Il parroco di Caivano, dopo la minaccia col proiettile, da quando ho scritto alla Premier qualcosa è cambiato, chi lo ignora venga a farsi un giro da queste parti. Sì, possibilmente non la sera della stesa, ecco, però di solito avvisano, no? Si sa, mettono fuori i cartelli, oggi traffico chiuso per stesa, no? La constatazione, negli ultimi 2 anni è stato fatto più di un decennio, il Parco Verde non è più una grande piazza di spaccio. L'appello in vista delle regionali: su certi temi sbagliato dividersi, occorre prendere spunto dal Vangelo e stare insieme, così possiamo spuntarla. E sono d'accordo anch'io che su certi temi come quello della sicurezza, come quella di mafia, 'ndrangheta, boing, bidibi boing, diciamo che forse destra e sinistra non dovrebbero avere niente da dirsi addosso, secondo me. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo, oggi pagina 12, una notizia che vi farà pensare, un po' fa pena, un po' fa arrabbiare. Ditemi voi, perché poi quello che dico lo sapete, lo potete commentare in tempo reale, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, una sentenza che potrebbe far discutere. Il Tribunale di Roma consente a uno straniero di rimanere in Italia perché povero, era povero in Bangladesh, ottiene il permesso di soggiorno. Le motivazioni? Per i giudici, se tornasse in patria, perderebbe quanto conquistato nel nostro paese e non potrebbe condurre una vita dignitosa. Capito? Signore e signori, siamo fottuti, perché noi possiamo... No, ma noi se siamo poveri e siamo condannati a restare... Oddio, qualcuno in Bangladesh c'è andato di italiano, perché cioè, lì si lavora, ci sono parecchie industrie che hanno spostato la loro produzione in Bangladesh e si parla anche italiano, ma non va bene, cosa devo dirti? Invece se il bangladoso arriva, sto scherzando, arriva qua in Italia e lo fanno lavorare i lavori più umili, non regolare, eccetera, eccetera. Quando poi lo beccano e non lo possono rimandare indietro, perché lui dice ma io lì non lavoro, no niente, faccio nulla, e allora resta qua da noi. Tu dici devo proseguire. Bene, vado avanti. Allora, no, pagina 18, ragazzi, quotidiano Il Tempo, a parte le varie liti, gente che si picchia, lite tra clochard per una bottiglia di vino a colpi di vetri e lame fuori dalla stazione Termini. Attenzione a dove mettete i piedi, perché no, adesso non sto scherzando, anzi sì, però insomma, cioè voi quando vi sarà capitato, se uscite dalla stazione Termini di Roma, dovete stare attenti a dove mettete i piedi, perché c'è gente che dorme ovunque sdraiata appena fuori, li schiacciate, poi si incazzano. Se non schiacciate poveracci che dormono, poveracci tra virgolette, perché non so fino a quanto, schiacciate vetri, coltelli, lame rotanti, alabarde spaziali, perché questi semenano, se picchiano, rapinano, violentano, capito? Fuori dalla stazione di Roma, sappiatelo. Beh, a pagina 18 del Tempo, proprio nel paginone riservato a Roma, cresce la violenza capitale. Quindi attenzione, cresce la violenza capitale? No, cresce la violenza capitale, prima in Italia per numero di delitti. Signore, ma com'è possibile una roba del genere? Io vado a protestare, concerno, ma è Milano dove si picchia, si violenta, ci sono i maranza ovunque che ti bussano al finestrino, che ti rubano, che ti picchiano, che ti va... Cioè ragazzi, c'è Roma capitale, ci ha fregato anche sulla violenza, sugli scippi.
Ma non c'è più religione, veramente. A Roma 4 reati su 5 di quelli commessi nel Lazio, più 14,3% in 5 anni. La penetrazione delle mafie nella regione Lazio, la città è diventata una locale dell''ndrangheta, ragazzi. Cioè, ma, boh, vado a piangere. Ci sentiamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Guarda che ci sta, cioè, ero proprio nella mossa, no? Sammy Varin con lo spadone verso l'alto, to, 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 ed è finita la canzone. I giorni del sole.
Ezio Paloschi, questo musicista bergamasco che ha una sua sezione apposita sul suo canale YouTube di colonne sonore per film, documentari, ma anche secondo me, diceva il regista Francesco, per PlayStation, quei giochini eccetera. Ci stanno queste cose. Cercate Ezio Paloschi con I giorni del sole, una sezione apposita sul suo canale YouTube che contiene colonne sonore, electro music, pop music. Buongiorno, 4 minuti dopo le 8 del mattino, sono io, Sammy Varino. Come state? Ultimo giorno di bel tempo, da domani ritorna freddo, brutto, io l'ho detto, oggi Francesco si lamentava che faceva fresco, godi questo freschetto del mattino perché da domani cambia tutto. Intanto sentiamo un po' dei vostri messaggi, perché io sono in onda con una specie di rassegna stampa, poi avete capito che format incredibile che si è inventato Sammy Varin, una roba che non osa fare nessuno, perché uno quando fa la rassegna stampa dice: salve a tutti, questa è una rassegna stampa, sono molto serio. Ecco, io non sono serio e questa non è una vera e propria rassegna stampa, quindi non state lì neanche a spendere tempo dicendo ma cos'è questa cosa, eccetera. Dovete prenderla per un prodotto completamente diverso dagli altri canali che a quest'ora sono tutti seri perché vogliono rovinarvi la giornata. Neanche questa volta i pidioti nelle Marche si sono visti arrivare. Mi scrivono al 340 6709 659. No, sono arrivati, solo che avevano in mano la Gazzacola e gli abitanti delle Marche giustamente hanno detto: vabbè, ma questo che ci sono le elezioni nelle Marche e parlano di Gaza. Per quale motivo era in tribunale il Bangla, scrive Marco da Milano, quello di cui ho parlato prima, che era povero eccetera, e perché praticamente lavorava in nero, faceva tutti i lavori senza essere retribuito abbastanza e faceva tutte cose vietate da legge, però non picchiava, non rubava, non violentava, e io per questo lo amo e giustamente ce lo teniamo e adesso sai che in alcune zone d'Italia te li vogliono rifilare a casa, questi personaggi, con tutto il rispetto sincero. Avrai la casa piena di fiori, quelli del Bangladesh vendono mica i fiori, no? Un tempo c'erano quelli che ti pulivano il vetro dell'auto ai semafori, ma te li ricordi? Che emozione! E io gli davo anche qualcosa ogni tanto. C'era Abdul, nostro storico ascoltatore che salutiamo, ora ha fatto i soldi, ci ascolta dalla Svizzera. Abdul puliva i vetri al semaforo e insomma era anche un po' un mestiere romantico. Tu dici, però i fiori è più romantico ancora. Ok, ma i fiori non mi posso riempire tutte le macchine di fiori ogni giorno, capito? E pulire il vetro è una cosa che serve. Adesso qua in Bellerio ci sono i giocolieri che buttano per aria la pallina, oppure c'è quello senza una gamba che deve far pena, che cavolo, ma c'ha sempre una gamba così e ti dispiace eccetera. Buongiorno, sono Marcello di Ostia. Cosa pensi della giornalaia di Rai 3, anzi Telecabul, sputtanata alla grande dal senatore Gasparri? Usigrai è intervenuto contro il senatore. Proprio Usigrai aveva scritto un'accurata lettera a Giorgetti per non cancellare il canone. Dopo quanto è successo hanno dimostrato di non meritare il canone e che comincino a guadagnarsi la pagnotta come Mediaset. Cosa è successo? Ci arriviamo. Diciamo che questa signora ha detto delle cose un po' strane su quanto avvenuto a Israele, contro Israele, un po' di tempo fa. Almeno ora saranno cambiati i dirigenti Lega nelle Marche o continua sempre un volemos e bene come fatto sinora? Ma caro Maurizio, non è questione di dirigenti, è questione, te l'ho detto, della giostra politica. La giostra politica in questo momento sta facendo l'applauso alla Meloni perché si sta lavorando bene dal punto di vista del governo, è innegabile, e quindi si premia la destra della Meloni. Che poi la Meloni dica
ma allora abbiamo persone di una certa caratura, eh? Su questo lasciatemi avere qualche dubbio. Una persona, quella che ha vinto le elezioni ma dai, sto scherzando. E lasciatemi un po' ridere in questa valle di lacrime, non posso neanche piangere che prendo la corrente qua. Fatto sta, signori, si è vinto, la coalizione di centrodestra ha vinto, punto e basta. Oggi è San Michele, il protettore dei poliziotti, e sappiatelo, e che cavolo, no, ci sta. Questi sono i vostri WhatsApp che mi state inviando al 340 67 09 659. Grazie a tutti coloro che continuano a fare gazebo della Lega, signori. Complimenti a Murisengo Monferrato, signori. C'è Rina Monferrato, abbiamo Cesare, e che quando smette di lavorare corre a fare gazebo per dire noi ci siamo, noi vi ascoltiamo, ed è la cosa più bella che possa fare la Lega. Questa è la forza che ha la Lega, a differenza degli altri movimenti che in piazza non li vedete mai se non il giorno prima delle elezioni. Ciapala lì. Mi rituffo sui quotidiani, signori. Abbiamo visto quindi che Roma ci ha bagnato il naso anche dal punto di vista della sicurezza, la violenza è al massimo, la capitale è prima in Italia per numero di delitti, e non possiamo più dire, però lo dice il Tempo di Roma, insomma. Quindi, noi pensavamo che a Milano, e invece Cituli. La Repubblica Marche vince il centrodestra, bis di Acquaroli. Senti la freddezza, no? La freddezza. Fratelli d'Italia primo partito, crollo della Lega, Schlein ora sfida in altre regioni. E naturalmente non sfiga, sfida, c'è scritto, in altre regioni. 52,5% Acquaroli centrodestra, 44,4% Ricci centrodestra. Le Marche restano al centrodestra, non c'è alcun testa a testa, ma una vittoria netta. Il presidente uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia scusate, c'è un po' di raspino in gola per parlare di queste cose. Fratelli d'Italia, dopo la terza volta che io dico Fratelli d'Italia mi viene da tossire. Batte di 8 punti il rivale di centrosinistra Matteo Ricci e viene confermato alla guida della regione. La premier Giorgia Meloni esulta, gli elettori ci premiano. La segretaria del PD Elise Len guarda alle prossime scadenze elettorali e promette che l'impegno unitario continua con determinazione. La cosa è preoccupante. Fratelli d'Italia vola al 27,4% del primo partito, la Lega al 7,3%, molto ridimensionata rispetto alle ultime regionali. La gelata sul campo largo, scrive Annalisa Cuzzocrea, vi leggo solo 3 righe, se lo scarto fosse stato minore sarebbe stato diverso, ma 8 punti di distanza dal candidato che si pensava di poter battere impongono al centro-sinistra più di una riflessione. Stanno riflettendo. Ok, Gaza, il piano Trump, ultimatum ad Hamas. Questa è una notizia forse secondo me più importante, che supera ancora di più le elezioni regionali eccetera, perché comunque potrebbe veramente sbloccarsi la situazione. Accordo con Netanyahu. Ostaggi liberi in 72 ore, transizione USA-Blair. Se la proposta di pace sarà respinta, Israele sarà libero di finire il lavoro. Intanto Flotilla stoppa le mediazioni, oggi le barche in zona rischio. La Moldova è quello schiaffo al Cremlino, lo sapete, ce l'avremo sul groppone. La Moldova vuole stare da noi in Europa. San Siro, strappo di Forza Italia, aiuta il sindaco. Questi sono soltanto alcuni titoli del quotidiano Repubblica che approfondiamo, ma proprio così per dire, però giustamente non ho detto abbastanza volte Flotilla, e allora prendo Repubblica e siamo a posto. Flotilla stoppa la mediazione, oggi entrerà in zona blocco. Idem, all'Alt ci fermeremo.
Voi ci state a questa frase? Ci credete? Le 40 imbarcazioni sono a ridosso del confine marittimo fissato dall'IDF. Il gruppo di parlamentari a bordo si divide. Gli esponenti di 5 Stelle e AVS vogliono proseguire. Incomprensibile se la nostra fregata si arresterà prima. C'è la Salis. Quale Salis? La Silvia Salis, la sindaca di Genova. Siamo al loro fianco, ma ora è importante che non rischino la vita. La sindaca di Genova invita alla mediazione, la situazione è pericolosa, dovrebbero ascoltare l'appello di Mattarella e invece sgarbo istituzionale, se ne sono fregati. Il governo teme un attacco e poi disordini in piazza. Crosetto, arresti? Firmerei. Praticamente ieri ha detto questa frase che insomma a me mi ha fatto un po' ridere, nel senso sì, per me li devono tutti arrestare. No, non ha detto così, ha detto che se fossero arrestati ma andrebbe già bene, cioè la paura è che Israele chiaramente a questi della flotilla gli faccia qualche cosa di mica bello. E giustamente però qualcuno dice dipende loro che cosa fanno. È chiaro che se tirano fuori i bastoni e quelli ci mettono poco, come quei ragazzini palestinesi che tiravano i sassi, pam, gli sparano. Il Viminale non esclude problemi di ordine pubblico nelle piazze dopo l'intervento militare israeliano, perché fino adesso che cosa ha fatto la sinistra nelle piazze? L'unica manifestazione che è andata bene, ma perché pioveva dir 8, dir 9, dir 10, è stata quella dei gay ad Arcore sabato scorso. Ma che bravi gay, ma che belli gay, soprattutto tutti bagnati fradici, sono stati buoni, però non ci si poteva spostare ad Arcore, solo gay, cioè ti giravi da qua un gay, un altro gay, solo gay, oh, porco cane. Stiamo scherzando, dai ragazzi, oh. Se avete scelto Radio Libertà, lo volete fare in maniera diversa questa mattina al vostro risveglio, siete in coda in macchina, io vi vedo che picciu, sapete che non vi passerà più, arriverete in ufficio in ritardo, ma state ascoltando Sammy Varin su Radio Libertà e la cosa va meglio, o meglio, potrebbe andare molto peggio. Provate a girare su Rai 1 o su Radio Popolare o su Radio 24. Scuole, cortei, flash mob, si accende la protesta, no a scioperi improvvisi, ma è proprio quello che piace a loro. Attenzione, chiaramente sapete che se per caso li fermano, gli israeliani fermano quelli della flotilla, questi vogliono bloccare l'Italia con in mano la Gaza Cola, che ha portato sfiga nelle Marche, ma tutti dobbiamo avere in mano la Gaza Cola. Fuori le navi israeliane, la rivolta di Livorno agita il fronte del porto. Ferma in rada la Zin Virginia, dopo Genova e Ravenna si allarga la contestazione. Non lavoriamo per la guerra. Insomma, se qualche cosa va verso Israele viene bloccata e questo è solo l'inizio, dicono che il bello deve ancora arrivare. Siamo sempre su Repubblica, tanto per dire, il centro-sinistra si arena, fallito il primo test, la Schlein si va avanti e come vi dicevo in taglio basso il commento di Annalisa Cuzzocrea, quel risultato che impone una riflessione. Se avete il vicino di casa comunista, oggi è un bel regalo pensare a lui, acquistare il quotidiano Repubblica, pestarglielo in mano dicendo la impone una riflessione, Cuzzocrea, leggitela. Ricci, l'unità non basta, ma senza non si compete. Amarezza per l'inchiesta, ok? Poi l'inchiesta non gliene è fregato niente a nessuno, diciamolo, Valle d'Aosta, perché si è votato anche in Valle d'Aosta, chiaramente se ne parla di meno perché piccola, però effettivamente il risultato del centrodestra è stato importante, ma ancora una volta gli autonomisti vincono, gli autonomisti sbancano, al via le trattative per la nuova giunta. Senti cosa ti dico. L'Union Valdoteni, il partito autonomista storico della Valle d'Aosta, si appresta a governare con il doppio delle preferenze rispetto al 2020. Ha vinto con il 31,97% dei voti il duello sulla coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, che ha avuto il 29,4%, quindi 31,97 gli autonomisti, 29,4 il centrodestra unito. Nell'unica regione dove non c'è l'elezione diretta del presidente sono già partite
finite le trattative per formare una maggioranza. Scontato l'accordo con gli autonomisti di centro che raccolgono il 14% dei voti e sono pronti a esprimere 6 consiglieri. Altri 12 vanno all'Unione, portando così i due ad avere da soli i numeri per governare. Una maggioranza fragile che si potrà allargare sulla base di programmi condivisi, spiega il segretario regionale di Azione Autonomisti Leonardo Lotto, pronto a dialogare sia con il PD che con Forza Italia. Qui il nodo cruciale. Il PD in calo si è fermato all'8% dei voti, ma l'exploit di Forza Italia, che ha preso il 10%, solletica la fantasia di chi vorrebbe un nuovo schema di gioco. Un nuovo schema di gioco. Lo amiamo. Siamo moderati, autonomisti alternativi alla sinistra. Chi è questa? Forza Italia dice così, commenta così la coordinatrice regionale di Forza Italia Emily Rini. Parleremo con tutti. Vedi la differenza? La Lega invece su alcune cose non ci sta, che siamo scemi noi, vedi? Siamo scemi. No, noi crediamo nei nostri ideali, in quello che proponiamo e non siamo delle bandelle che ma sì, facciamo il reddito di cittadinanza anche noi, dai. No, semplicemente crediamo che si debbano aiutare gli immigrati e quindi chi nasce in Italia, chi studia un pochettino. La coalizione del centrodestra si è fermata al 29,50%, con la Lega in caduta libera rispetto al 2020 dal 24 all'8,3%. Al centro-sinistra invece ne spettano 6, 3 PD e 3 AVS. Siamo la prima forza del centro-sinistra, perché non ce n'è altro, rivendica il segretario regionale dei Dem Luca Tonino e si propone di governare ancora una volta insieme agli autonomisti. Tutti si propongono di andare con gli autonomisti. Le alleanze si giocheranno sul filo del rasoio, consulteremo la base prima di fare qualsiasi scelta, commenta laconico il presidente di UV Farcoz. Bene, anzi male, nel senso che comunque la Lega ha avuto un risultato molto basso, però ribadisco e discoriba, ragazzi, la cosa principale è fare squadra e non rinnegare ciò che portiamo avanti, perché ciò che portiamo avanti poi lo portiamo avanti a livello nazionale, al governo. Siamo gli unici che sono gnocchi e non mollano sull'autonomia, sulla sicurezza, sull'aiutare i cittadini. Adesso si ritorna con le cartolarizzazioni, pagare a rate. Chi riesce a pagare le tasse le può pagare a rate. Ne parliamo domani, Domani mattina arriva Gusmeroli alle 8:45 su questo argomento, segnatevelo giù. Importantissimo aiutare chi ha fatto fatica a pagare le tasse, le vuole pagare perché l'ha fatta la dichiarazione dei redditi, a differenza di molti di voi che dovreste essere in galera e ascoltarmi dalla galera. Oh! Sto scherzando, dai. Moldova, europeisti oltre il 50%, non ci siamo fatti intimidire. Pagina 17 del quotidiano Repubblica, mentre a pagina 22 Milano verso il sì alla vendita di San Siro, Forza Italia aiuta Sala. E poi il sì è arrivato davvero, ragazzi, con la Sardone incazzata nera, ragazzi. Lunga notte in consiglio comunale per via libera, il centrodestra si divide, gli azzurri escono dall'aula per abbassare il quorum. Una scelta di responsabilità. Vi leggo solo qualche riga perché mi viene da piangere. Il via libera alla vendita di San Siro, Inter e Milan è cosa quasi fatta? No, è proprio fatta. La notizia è di queste ore. Dopo ore e ore di sedute in consiglio comunale convocata a oltranza nell'aula di Palazzo Marino, in tarda serata il sì è un passo, salvo sorprese all'ultimo minuto. Il sindaco Beppe Sale, che dal 2019 sta cercando di portare a casa la partita del nuovo stadio, intasca l'aiutino di Forza Italia e tampona così le divisioni della sua maggioranza, che i voti necessari per blindare l'ok senza stampelle probabilmente non ce li ha solo per un voto. Spaccature su spaccature. Il fronte del no resta come da vigilia trasversale, ci sono i Verdi, 3 consiglieri del PD, un civico in maggioranza, Lega e Fratelli d'Italia più un ribelle di Forza Italia all'opposizione. Il resto è pura strategia. Il gruppo dei berlusconiani annuncia l'uscita dall'aula come scelta di responsabilità per non portare acqua al mulino dei contrari, dividendo il centrodestra tra le proteste di meloniani e salviniani. Una su tutti.
La vice segretaria del Carroccio Silvia Sardone, che siede anche tra i banchi di Palazzo Marino, ha detto: fino a 2 ore fa l'opposizione era compatta contro la delibera. Poi la sorpresa, Forza Italia cambia linea e aiuta la maggioranza. La Lega vuole il bene di Milano, ma non sarà mai la stampella della giunta Sala. Non regaleremo ossigeno a una maggioranza divisa. Qui mi fermo, ma l'articolo sul quotidiano Repubblica prosegue e chiaramente l'atmosfera non è bella, e in effetti Repubblica ci ha dedicato un ulteriore paginone a pagina 23, il racconto di Paolo Berizzi, e i leghisti sbottano con gli alleati di Forza Italia: siete la stampella del sindaco. Fuori da Palazzo Marino proteste, cori e striscioni dei comitati, Sala svendi casa tua. Questa è un'operazione kamikaze. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica, pagina 23. Cambiamo quotidiano? Sì, è un po' di aria pulita, per favore. Andiamo su Libero. La sinistra si autoaffonda, la flottia di Elli naufraga nelle Marche. Nella regione da cui il Campolargo voleva far partire la rimonta, il centrodestra stravince con 8 punti di distacco. Un disastro la campagna puntata sulla Palestina. Ed eccola qua, la sinistra flottia con aggrappati tutti i leader di sinistra con la barchetta che sta per affondare. Flop 5 Stelle, Schlein è delusa, l'asse con i 5 Stelle non ha pagato. La campagna show, ricci pasticci, la corsa finisce tra le risate. Ancora più forte, Giorgia esulta, il lavoro ha premiato. Di spalla ci sono anche i 20 punti di Donald per la pace a Gaza. Trump lancia la sua proposta. La tattica di Greta & Company, altro che viveri. Gli yacht Propal cercano incidenti, Daniele Capezzone. Domani l'arrivo, il piano di Israele per accogliere, tra virgolette, le barche a vela. Chiaramente speriamo bene. Delusione Schlein, anche la coalizione larga non guadagna voti e parte la resa dei conti. Siamo a pagina 4 del quotidiano Libero con il flop di Conte, dimezza i voti rispetto alle europee, ma soprattutto la corsa tragicomica del candidato PD, il treno per Gaza di Ricci, lo riporta dritto a Bruxelles. Eh sì, perché Ricci è europarlamentare del PD e se ne ritorna di là. L'europarlamentare ha descritto una regione in crisi e puntato tutto sulla campagna Propalo, una scelta fallimentare, mentre Acquaroli chiedeva voti senza fare cabaret. Pietro Senaldi ne parla oggi sul quotidiano Libero, sicuramente da comprare. A proposito di Calabria, pagina 10, l'ultima figuraccia: nemmeno Tridico in Calabria voterà per Tridico. E mo te lo dico, il candidato Tridico del Campolargo di sinistra non è residente in Calabria e dunque non potrà recarsi alle urne, è residente a Roma. Il centrodestra lo sbeffeggia, i suoi lo difendono, costretto a emigrare. Ma interessa a me invece ciò che Libero, attenzione, devo attirare la vostra attenzione, battaglione, mi sentite, guerrieri di Radio Libertà, ascoltate qua, roba che vi interessa. Prendo fiato. Su Rai 3, il film di Open Arms, Insorge la Lega. Allora, ce n'è già stato uno di film che io me lo sono slurpato e alla fine l'ho visto, è Io Capitano, che racconta l'odissea terribile dei migranti che arrivano nel nostro paese dopo aver fatto tutto quel viaggio nel deserto, essere stati picchiati, violentati in Libia, e poi li mettono in mano questo vascellino, no, pieno zeppo di gente, a uno che non sa guidare, e però quando arriva è tutto fiero di se stesso, e quindi quando arriva l'elicottero che li hanno beccati, che stanno approdando in Italia, lo urla: io capitano, e così chiaramente sarà incolpato di essere lo scafista, ma è un bravo ragazzino, e cioè piccolino, non aveva neanche 18 anni. Ti fa pena una roba del genere, ti fa pena. Ed è stato importante vedere un film del genere, perché comunque non è che deve smuovere la coscienza di Sammy Varin, ma io vado a batteria, ragazzi miei, però
capisci un attimo che sono cose che vanno viste. Bene, vedete anche questo. Non vedo l'ora. Su Rai 3 il film di No Open Arms, Insorge la Lega. Deputati e senatori del Carroccio, com'è possibile che il servizio pubblico trasmetta un prodotto anti-italiano, ma soprattutto, aggiungo io, in prima serata? Beh, Io Capitano effettivamente è stato trasmesso in prima serata. Bene, anzi male. Dopo la protesta la TV pubblica lo sposta in terza serata. Questa sera, in prima serata su Rai 3, sarebbe dovuto andare in onda Open Arms, La legge del mare, un film spagnolo del 2021 che racconta l'epopea di Oscar Camps, ovvero il fondatore della ONG spagnola Open Arms, che traghetta immigrati clandestini prevalentemente verso i porti italiani. Open Arms è la stessa ONG che ha portato in tribunale, perdendo, il leader della Lega Matteo Salvini, con l'accusa di sequestro di persona. Per questo ieri molti esponenti del Carroccio si sono infuriati nell'apprendere della messa in onda della pellicola sulla rete pubblica. In serata la Rai, con un comunicato stampa, ha fatto sapere che la pellicola verrà trasmessa dopo TG3 linea notte. E chi se ne fotte allora? Ovvero attorno all'1 di notte. Ah beh, allora. Una pellicola in verità poco fortunata, diretta dal regista spagnolo Marcel Barrena e presentato in pompa magna al Festival del Cinema di Roma 2021 e approdato nelle sale cinematografiche nel febbraio dell'anno seguente, raccogliendo la miseria di 14.110 presenze, ma è tanto, per un incasso di più di 70.000 euro. Follie! Rispetto ad altri a cui abbiamo dato i soldi, che non l'ha visto nessuno proprio. Eppure si chiede il presidente della Commissione Cultura del Senato Roberto Marti com'è possibile che con questi numeri la pellicola si è conquistata un posto al sole nel prime time nella prima serata di Rai 3. Vogliamo sia fatta luce sulle sedi delle scelte editoriali e di marketing di un'azienda che ha come scopo istitutivo il servizio pubblico, ma che nei palinsesti fa prevalere l'ideologia anti-italiana. Il collega senatore Claudio Borghi Aquilini, che arriverà proprio questa sera, oggi è martedì, nel nuovo orario con Antonino Danna nel suo programma dopo le 18, è invece curioso di sapere se nel film si racconterà la storia di Open Arms per intero, comprese tutte le ricche donazioni ricevute. Allerta spoiler, no, non se ne parla. Sconfitti in tribunale da Matteo Salvini, ma acclamati dalla TV pubblica, un vero spot a un'organizzazione anti-italiana, e invece grido d'allarme dei membri leghisti della Commissione di Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minassi ed Elena Murelli. Agguerrito anche il senatore del Carroccio Marco Dreosto. Open Arms, l'ONG che ha disobbedito alle leggi italiane e messo a rischio la nostra sicurezza nazionale, verrà celebrata su Rai 3 come fosse un modello da imitare. È l'ennesima operazione di propaganda ideologica dell'estrema sinistra che trasforma in eroi chi ha violato le regole e attaccato l'Italia. Prosegue questo articolo, signori, oggi è da comprare il quotidiano Libero perché è l'unico che ne parla. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata stabile, in gran parte soleggiata, ma all'orizzonte c'è un peggioramento. In mattinata tanto sole da nord a sud, qualche nube in più solo sulle aree più settentrionali, con locali piovaschi sul Triveneto. Nel pomeriggio poche variazioni da segnalare, sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su più di mezza Italia. Nubi in aumento al nord. Verso sera cambia tutto, a partire dalle regioni di nord-est, temperature nella media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete,
visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Riscrivo la mia vita, parto da qui, da queste mani e da un dolore ormai lontano, e questo tempo per me è vento e strada dove andare, un silenzio da spezzare. È possibile cambiare, cerca dentro te quel respiro nel tuo cuore, ascoltalo, perché questo è un mondo in cui credere per tornare a vivere, non fermare il tuo pensiero, arriverà, segui la tua anima. Una vita senza fede, che senso ha? È come il buio che ti nega un nuovo giorno, e questo tempo per noi è terra e cielo da toccare, un mistero da affrontare. È possibile cambiare, cerca dentro te
respiro nel tuo cuore, ascoltalo perché questo è un mondo in cui credere per tornare a vivere, non fermare il tuo pensiero, arriverà, segui la tua questo è un mondo in cui credere per tornare a vivere, non fermare il tuo pensiero, Se vi piace il genere, questo è da cercare, signore e signori. Si chiama Luca Notari, Un mondo in cui credere. E questa canzone, ma c'è un intero album che stiamo scoprendo settimana dopo settimana, e vi dico che Luca Notari lo intervisteremo proprio domani mattina, immagino tra le 11 e mezzogiorno. Un magico incontro tra artisti che ci porta in regalo il bel canto, ma di più il canto lirico, quello alla portata di tutti. Eh sì, perché quando pensi alla lirica è un qualcosa per pochi, non si capisce, non te la fanno ascoltare, le radio quasi zero. Beh, qui c'è il famoso connubio che tira dentro un po' tutti, un po' come ha fatto Bocelli, signori. All'inizio lo prendevano in giro, poi vedete cos'è diventato. Un settore poco conosciuto, che in Italia non è molto seguito, e cerchiamo di pubblicizzarlo perché è il bel canto che ti sposta anche un po' verso la lirica. Un mondo in cui credere, Luca Notari, con il buongiorno rinnovato, Sammy Varini in diretta con voi su Radio Libertà, i vostri messaggi per commentare le notizie del giorno al 340 6709 659. Ciao Sammy, speriamo che adesso per un po' di tempo ci levano dalle palle Matteo Ricci dai vari programmi TV. Era come il prezzemolo. Scherza, vero Davide? Chiaro che ancora per oggi mi sa che te lo dovrai sorbire, poi passa, tutto passa veramente. Sì, vince il centrodestra, sale Fratelli, sale Forza Italia, molto bene, ma scende la Lega. Forse che siano necessarie delle valutazioni? Bravo Alberto, assolutamente sì, lo sapete, io sono qui a smontare ogni notizia e poi a rimontarla cercando di far capire che magari c'è anche un'altra verità. La verità è che effettivamente la Lega è calata, ma facendo squadra chiaramente riesce a portare avanti quelle che sono le sue priorità, e questo è importante. Lo facciamo e lo faremo nelle Marche, in Valle d'Aosta, ma soprattutto a livello nazionale. È chiaro che, lo dico, non è una novità, tutti i giornali sono contro la Lega, sono contro Matteo Salvini, quindi ci vuole un colpo di reni in questo caso, un colpo di reni che non è bastato. Pensiamo al generale Vannacci, che è la nostra grande sorpresa anche di Pontida dal punto di vista giornalistico, paginoni e paginoni su Vannacci a Pontida, ma non c'è stato forse quell'effetto Vannacci che si sperava, o ci metto il punto interrogativo, e sono valutazioni che faranno i nostri politici, ma che giustamente mi state facendo anche voi, e lo potete fare al 340 67 09 659. Buongiorno, e chi è questo qua? È Daniel. Spesso, guarda che bello, guarda la foto, il cappellino di Radio Libertà su in alto con un paesaggio di un lago splendido. Spesso mi capita di passare dalla rassegna stampa di Rai News 24 alla tua. Credimi, sei molto più serio e bipartisan tu di loro. Mi offendi, Daniel. Un saluto a tutta la radio dal lago di Siena.
Eliseo, bravo Daniel. No, mi fa piacere comunque che sono più serio io di Radio 24, è un'eresia chiaramente, però è bello, è il più bel complimento, vado a casa tutto contento, come son contento. Scrivete, whatsappate al 340 67 09 659. C'era anche qualcuno che parlava di Medio Oriente, me lo sono perso, dov'è? Eccola qua, no, prendo le distanze, spero che Israele affondi questi scappati di casa, assolutamente no, ragazzi, e quelli poi si incazzano con noi, ragazzo mio, quelli cominciano a distruggere negozi, città, eccetera, speriamo che li trattino coi guanti, questi della flotilla, di quelli che rimarranno a galla, che vengono presi e consegnati ai loro amici di Hamas in cambio degli ostaggi, speriamo poi che Hamas li educhi come loro abitudine, sodomizzandoli. Dai Luca, ma pensa alla secessione piuttosto. Luca è un secessionista nato. Sammy, ti invio questo messaggio con un abbraccio, bella e significativa la musica che da qualche giorno trasmetti. Grazie a chi ama la mia musica e soprattutto la Christian music, che spesso e volentieri, lo avete capito, trasmetto. Sì, è un effetto protesta rispetto a tutto quello che stanno facendo in Italia e in giro per il mondo. Vado sul Corriere, Netanyahu accetta il piano di Trump, Hamas dica sì o non ci fermiamo, e poi Marche, la vittoria del centrodestra. Questi sono i titoli principali del quotidiano Il Corriere. All'interno, pagina 8, la flotilla va avanti verso Gaza, Crosetto, sollievo se solo arrestati, cioè sarà sollevato Crosetto se saranno solo arrestati quelli della flotilla. Tajani, ho chiesto di garantire la sicurezza degli italiani. I deputati PD, al primo alt ci fermiamo. E bisogna capire cosa faranno, sai, i deputati PD, ci sparano. E i punca bestia, che faranno sulla flotilla? Intanto, di spalla sul Corriere, a pagina 6, ma non solo sul Corriere, c'è la polemica di cui anche voi mi parlavate. Gasparri contro Goracci sul 7 ottobre, un caso in Rai. Questa notizia dei bambini israeliani che il 7 ottobre sarebbero stati bruciati è stata più volte dimostrato da inchieste giornalistiche che è una fake news. Non è vero che i bambini israeliani il 7 ottobre sarebbero stati bruciati. Così aveva detto l'inviata Rai, Lucia Goracci, nella trasmissione Restart su Rai 3. Ieri, nello stesso programma, il capogruppo di Forza Italia al Senato Gasparri l'ha definita negazionista e ha aggiunto: la Goracci si vergogni, inaccettabile per Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Negazionista sarà lei, ha rincarato Lusigrai, secondo cui attaccare una stimata professionista non vuol dire solo negare il valore di una stimata professionista, ma anche negare la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo. Per Sandro Ruotolo, PD, Gasparri non può interpretare per tutta la sua seconda vita ruolo di censore. Anche i CDR del TG3 Approfondimento Rai si indignano. Angelo Bonelli, AVS, dice che la Rai deve schierarsi senza ambiguità dalla parte dei suoi professionisti, ma Gasparri non arretra, ha mentito, chieda scusa. Capite che cosa succede quando entri in Rai? Ti guardano la tessera e se non hai quella giusta. Fermeremo le barche ma senza eccessi, nessuno deve farsi male. Parla Bartal, Ministero degli Esteri israeliano. Siamo pronti. Paolo Salom da Israele, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Cingolani sul Corriere dice: sono false le accuse a Leonardo, non vendiamo armamenti ai paesi in guerra come Israele. Lo dice uno che si chiama Cingolani, i cingoli dei carri armati. Scherziamo, mi pare che abbia avuto anche dei ruoli importanti. Fatto sta che, scrive Federico Fubini sul Corriere, proteste ai cancelli delle sedi, l'esclusione dal Festival della Scienza di Genova, l'annuncio di una denuncia alla Corte Penale Internazionale per complicità nel genocidio sono giorni difficili per il gruppo italiano della difesa Leonardo
e del suo CEO Roberto Cingolani, oggi intervistato sul quotidiano Il Corriere. Poi naturalmente c'è un paginone in cui si celebra la vittoria del centrodestra, il centrodestra vince e fa il bis nelle Marche, Fratelli d'Italia supera e stacca il PD. Acquaroli è rieletto con il 52,4, a Ricci il 44,4, l'affluenza crolla al 50%, a Fratelli d'Italia il 27,4, Dema il 22,5, Forza Italia sopra la Lega, 5 Stelle al 5,1, Meloni premiato il buon lavoro, Conte la nostra proposta non ha convinto. In Val d'Aosta il trionfo degli autonomisti, in Valle d'Aosta l'Unione Valdotene è il primo partito, 32%, resta il nodo delle alleanze e della scelta del presidente, il dialogo con gli azzurri, e ne abbiamo già parlato, come vedete ne parla anche il quotidiano Il Corriere. Forza Italia potrebbe cincischiare, quindi fare delle scelte autonome rispetto al centrodestra, che invece è stato ben unito nella candidatura. Il flop che scuote l'opposizione e sul referendum la sfida finale, gli scenari, ne parla a pagina 11 Il Corriere, l'avanzata del bipolarismo non si ferma, il centrosinistra punterà sulle urne per la giustizia, lo sapete, referendum sulla nuova giustizia sarà uno spartiacque, sentiremo delle belle tra chi vuole cambiare, perché questa giustizia, ve ne siete accorti, c'ha qualcosa di strano, e chi invece no, l'indipendenza della magistratura. Fratelli d'Italia esulta, Forza Italia cresce, ora al vertice sulle altre regioni. Paginone a pagina 12 del Corriere, un grande segnale anche per il governo. C'è una classe dirigente, non una donna al comando, è la sorella Arianna Meloni che parla. Noi concreti, la sinistra parlava di Gaza. È vero, era un'elezione di mezzo termine e l'opposizione non vince, vuol dire che gli italiani si fidano di noi. I leader si vedranno non appena sarà possibile per decidere i candidati, ci sono state questioni enormi sul piano internazionale. Il premierato, sono convinto che sia la riforma più importante perché permette di presentarsi con leadership chiare. L'intervista di Paola Di Caro oggi sul Corriere ad Arianna Meloni, che si è spesa molto per le elezioni nelle Marche e il sostegno a un candidato che solo qualche mese fa non era ritenuto il favorito per vincerle. Se vi interessa, sul Corriere. Acquaroli, la festa, i toni misurati, adesso al lavoro per i più giovani, il grazie alla famiglia, ha sopportato di tutto, ma poi ci sono anche lo sconfitto, gli occhi lucidi di Ricci, ma la mia vera rivale è stata la Premier. Schlein, l'impegno non è bastato, nel PD tensioni sulla leadership, e l'intervista di Maria Teresa Meli alla Dem Picerno, un alternativo di governo non si fa con il pallottoliere. Dopo le urne discuteremo. E discuteremo vuol dire come minimo fare una nuova riunione, sai, un tempo si diceva il caminetto, no? Adesso non osano più dirla sta parola. Elli tra le pressioni del centro e le 10 sconfitte con il 5 Stelle che porta in dote pochi voti. Altra riflessione, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere. Poi però, ragazzi, fatemi un po' riposare prima della pausa con il Qui Parlamento, perché a pagina 29 c'è l'intervista a un sindaco cattivissimo, signori, non è vero, però diciamo che ha messo qualche divietuccio in più. Stop ai panni sul balcone. È una questione di decoro. Io il sindaco dei divieti? No, sono il più tollerante. Siamo a Sestri Levante, Liguria. Il primo cittadino dice anche basta con le bici legate ai pali. Signor sindaco, lei non ha mai steso i panni sul balcone?
Personalmente lo faccio spesso, sì, te lo vedi, ma mai sul prospetto principale della via. Il mio condominio, in rispetto delle norme, permette di farlo solo sugli affacci secondari. Ma è così bello, dai, vedere i panni stesi. Vai a Napoli, fatti un giro, che quando passi sotto, plic, 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 ti rinfreschi tutto. Francesco Solinas, 58 anni, ingegnere dell'AMT, azienda dei trasporti di Genova, il sindaco di Sestri Levante, finito la ribalta nazionale per il regolamento comunale in discussione che vieterà non solo i panni al vento, ma tutta una sfilza di altre attività. Dicevamo, il bucato, il divieto che fa più discutere, vietato stendere i panni, ma precisa il sindaco, il divieto riguarda solo i marciapiedi occupati da stendini, oppure panni stesi sulle vie principali dove passeggiano migliaia di persone. Biciclette e motori, altri 2 divieti che il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas definisce di buonsenso, riguardano le biciclette, vietato legarle ai pali della segnaletica e uno non sa più dove legarle ste biciclette, e i motori, o meglio, vietato svolgere attività di meccanico in strada, sono quelli che tirano sul cofano e iniziano a cambiare l'olio, fanno anche un po' scena, no? Un po' pena, dici, cazzo, non c'è un posto, non ce l'ha. Ma non è finita, l'ordinanza prevede il divieto, più che altro riguardante la stagione estiva, quando Sestri Levante vede triplicarsi la sua popolazione. Divieto di accendere fuochi all'aperto, ok? Ma anche di tenere musica ad alto volume in casa. Cioè, capite? Non può neanche uno ascoltarsi la rassegna stampa di Sammy Varin a tutto volume. Santa polenta! Dobbiamo fermarci! Sveglia, 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 Francesco, sveglia, giù dalle brande. C'è qui Parlamento. Oh, 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 oh. Ci fermiamo, dai, abbiamo finito di ridere e scherzare. Torniamo seri con l'intervento del deputato della Lega, Ottaviani. Qui Parlamento. Oggi noi siamo qui a discutere di rendiconto. Io purtroppo sono costretto a deludere il nostro sottosegretario all'economia, perché lui si sta attardando in qualche cosa che il rendiconto, che in realtà al posto suo già è stato effettuato, pensi un po', non da enti filogovernativi, ma da enti e istituzioni che sono giudicabili assolutamente super partes e che hanno certificato la bontà dei numeri del 2024 addirittura in situazioni, in posizioni, in proiezioni più rosea rispetto a quella che il nostro governo aveva effettuato al momento dell'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria. Quindi è bene sì che oggi noi ci andiamo a confrontare su questi numeri, però ci sono degli istituti ai quali faremo riferimento e delle istituzioni da qui a breve che questi conti li hanno certificati con un'attestazione di estrema positività, scongiurando quelle Cassandre al negativo, potremmo chiamarle in altro modo, ma vogliamo edulcorare il sostantivo, che fino a qualche tempo fa invece si auguravano che questo paese, indipendentemente poi da chi lo guida, andasse in malora. E allora a che cosa ci riferiamo? Il debito ha avuto un risultato positivo rispetto al PIL, per cui non siamo davanti ad un 135,4%, ma a un 134,9%, quindi abbiamo un guadagno importante in termini di quello che è il risultato che viene acquisito, risultato questo sicuramente insperato fino a qualche tempo fa. La vera discesa, è inutile che però ci prendiamo in giro, potrà esserci soltanto dopo il 2027, perché noi continuiamo a non ricordare, a non sottolineare abbastanza, e questa è una pecca della nostra maggioranza, del nostro centrodestra, che in questa sorta di gara sui 100 metri, che poi in realtà sono 110 metri perché 110 era il bonus, e ci siamo trovati con delle zavorre all'interno delle nostre tasche in grado addirittura di riportarci indietro, e fino al 2027 dovremo purtroppo mettere da parte qualche cosa come 40 miliardi l'anno che potevano essere destinati a maggiori spese e a maggiori investimenti. Peraltro, signor sottosegretario, per ricordare quello che su questa materia ci ha indicato Enea, che non credo sia però un eroe mitologico, stiamo parlando quindi di un ente pubblico statale, Enea
a giugno del 2025 ci ha ricordato che ad oggi su questa misura sono stati spesi ben 130 miliardi di euro e si presume che alla fine del 2027 gli italiani, quindi non terzi soggetti estranei rispetto a questa assemblea, ma quelli che sono i nostri deleganti, vadano a spendere qualche cosa come 220 miliardi, per meno dell'1% di tutti gli immobili presenti sul nostro paese. Ecco, se questo significa ragionare in termini non di economicità, ma di sviluppo, di impiego oculato delle risorse a cui faceva riferimento prima qualche rappresentante della minoranza, davvero è una suggestione, è un'interpretazione molto molto soggettiva che rimettiamo poi a quello che è l'apprezzamento degli italiani. La crescita, bene, non è nostro il dato, ma il dato è quello del Fondo Monetario Internazionale. La crescita che secondo noi entro la fine dell'anno arriverà all'1%. Questo che cosa significa? Che quando si arriverà a consolidare quello che è il meccanismo della crescita, alimentato, come vedremo a breve, soprattutto da quella che è la nuova occupazione e quindi il numero non solo degli occupati ma delle ore lavorate, potremo far raggiungere quel risultato tanto agognato, tanto vituperato e tanto bistrattato fino a qualche tempo fa, che è la soglia del famoso 3% che probabilmente riusciremo a raggiungere entro la fine dell'anno. Alla faccia, potremmo dire, di coloro che dicevano che il paese sarebbe fallito, saremmo arrivati a non coprire i nostri debiti a breve, saremmo arrivati ad essere addirittura inaffidabili davanti agli altri partner europei ed internazionali. Riuscire a segnare quello che è l'obiettivo, raggiungere l'obiettivo del 3% fissato dal famelico Maastricht, riteniamo che ancora una volta stiamo adempiendo alle folli obbligazioni assunte dagli altri per un principio di continuità istituzionale. Non è che noi abbiamo detto ma siamo subentrati, allora tanto meglio tanto peggio. Non è che abbiamo detto ma ci sono degli obiettivi raggiungibili per cui alla fine facciamo come alcuni enti locali che quando subentra la nuova amministrazione dichiarano il dissesto perché dicono beh non ce la facciamo a coprire le spese, meglio che ricorriamo al Ministero degli Interni, poi i debiti li paga Pantalone e soprattutto le imprese terze che vadano fallite insieme al dissesto comunale poco ci interessa. No, abbiamo detto continuiamo anche noi a dare in qualche modo affidabilità a quelli che sono i partner interni, che sono i cittadini, ed esterni, gli investitori, perché questi obiettivi riguardano tutti. Quando si fa riferimento poi prima al profilo delle entrate dicendo ma si continuano a tutelare gli evasori, ecco, ancora una volta mi sembra che il dogma di alcuni soggetti della minoranza sia l'eresia, non la falsità, perché l'eresia è qualcosa che deve essere accepita, accettata secondo i più a mo' di dogma religioso, a mo' di verità rivelata, ma di ipostasi di cui parlava una volta Platone, ossia una sorta di principio indimostrabile. E così non è, perché se siamo arrivati a 42,3 miliardi in più, significa 5,7% in più come incremento sulle entrate rispetto allo scorso anno, è perché siamo riusciti ad attuare una sorta di vera e propria rivoluzione copernicana grazie alla compliance della tax, quindi grazie alla partecipazione del cittadino a quello che è un processo di contribuzione che non vede il cittadino messo sul patibolo, ma che vede il cittadino a cui viene data un'ennesima possibilità, una chance di contribuire a quelli che sono i bisogni del paese. Chi non vuole pagare non paga anche se ce ne sono 100 di sanatorie, anche se ce ne sono 1000 di nuove possibilità di condono. Chi viene rimesso nei termini, soprattutto dopo la vicenda del Covid, dopo la vicenda di 2 guerre che si stanno combattendo ancora una volta alle porte dell'Europa, quei soggetti hanno la facoltà, l'hanno possibilità di rimettersi in regola con i conti dello Stato e soprattutto di rimettersi in regola con i conti della propria esposizione debitoria. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
magnificent, I survive. I hold my head up high. I believe in everything. I've been here before. You're alive. You're magnificent. You can fly. You saw the seas and the sky. Baby, you've got everything you need. All you need is love. It's easy if you want to be. All you need is love. I tell you, baby, it's all you need. All you need is love. You'll change the world. Just wait and see. All you need is we're alive. We're magnificent. We can fly. We saw the seas and sky, baby, we've got everything. We've been here before. All we need is love. It's easy if you want to be. All we need is love. Tell you, baby, it's all we need. All we need is love. We'll change the world. Just wait and see. All we need is love. I know there is a way. We're running out of time. Free your mind. We'll change this side by side. We're alive, we're magnificent, we can fly. We hold our heads up high, we believe in everything. We've been here before. All we need is love. It's easy if you want to be. All we need is love. I tell you, baby, it's all we need. All we need is love. We'll change the world. Just wait and see. All we need is love. Love, 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 love. All we need is love. State meglio? Oh, veramente, si sta meglio dopo questa canzone. Magnificent, Lizzie Thomas. È la celebrazione della vita e della natura ciclica delle cose. Estratto dal nuovo album di questa artista performer, attivista americana, autoproclamatasi chiarudiente. Chiarudiente, chiaramente capite tutti che cosa vuol dire. Percepisce suoni o segnali di natura extrasensoriale, ok? Lizzie Thomas è chiarudiente, un po' come lo sono anch'io, faccio picciu picciu, vedo, prevedo, stravedo e sento soprattutto quello che voi pensate, soprattutto attraverso quando me lo scrivete al 340 67 09 659 e ringrazio tutti voi per i tantissimi WhatsApp che stanno arrivando e che verranno celebrati nei prossimi minuti. Adesso però celebriamo chi ci mette la faccia. Abbiamo parlato di elezioni nelle Marche, abbiamo parlato di elezioni in Valle d'Aosta, un centrodestra unito che vince, signori, ma il bello, la vera e propria battaglia, il Pepe in culo, lo diciamo chiaramente, arriva tra poco. Sì, il 12 e 13 ottobre si vota anche in... Lo facciamo dire a lei. Abbiamo con noi Gemma. Ciao Gemma! Ciao, buongiorno, buongiorno. Vedi, già avete capito dove si vota. Solo dal buongiorno si capisce. Gemma Peri dalla Toscana, 12 e 13 ottobre in battaglia, è vero? Verissimo, verissimo. Una battaglia che stiamo portando avanti in Toscana e che comunque siamo felici che nelle Marche abbiamo ottenuto questo risultato. Insomma, non l'abbiamo visti arrivare nelle Marche.
È vero, è vero, è vero. E si sono fermati lì con la Gazzacola in mano e a quanto pare la gente ha capito benissimo, insomma, che se fai un'elezione locale, regionale, devi pensare alla tua regione, al tuo territorio, ai tuoi cittadini. Certo, abbiamo tutti quanti il cuore a Gaza e con i bambini che stanno morendo, eccetera, ma in questo momento dobbiamo occuparci anche di noi. Signori, Gemma Peri è candidata della Lega in Toscana per il 12 e 13 ottobre, quando si voterà in tutta la Toscana. Ma Gemma, io prima di tutto voglio sapere qualcosa di te. Tu arrivi da Arezzo, sei vice coordinatrice della Lega Giovani Toscana e responsabile organizzativo, poi mi dici se sbaglio qualche carica o se la zecco, ma sei giovanissima, ma quanti anni hai, Gemma? 20 anni, 20 anni. Signori, 20 anni e lei ha cominciato a fare politica a 14 anni, ragazzi miei. Cosa è successo, Gemma, nella tua vita che ti ha avvicinato così alla politica? Ma soprattutto, ti dico di più, caro ascoltatore e ascoltatrice che sei lì davanti alla radiolina e la stai guardando, la Gemma Peri è stata inserita dall'Università Linke di Roma tra le giovani promesse che più si sono affermate, si stanno affermando nel mondo della politica, ed è una cosa importante perché è un riconoscimento, poi così giovane a 20 anni, un riconoscimento che ti dà davvero ancora più mordente per andare avanti. E se la seguite sui social, Gemma Peri, vedete che in questi giorni va in giro a parlare con la gente, ma soprattutto ad ascoltare la gente, cosa che ha sempre fatto da tanti anni a questa parte. Ora mi chiudo la bocca, me la chiudo proprio per bene. Gemma, parlaci di te. 14 anni, a 14 anni ti sei avvicinata alla politica. Cosa è scattato? Chi è stato che ha fatto scattare questa passione? Beh, allora, a 14 anni appunto mi è nata questa passione proprio dai banchi delle scuole medie, con un professore che non la pensava come me, ma che praticamente ci fece simulare il Parlamento. Quindi ci divise in gruppi, ogni gruppo era un partito politico e si andava appunto poi ad elezioni e avevamo il compito di scrivere la nostra Costituzione di classe, perché diciamo che la classe era una classe bella agitata, e da lì è scattata questa passione, cioè mi sono sempre interessata alle dinamiche politiche. Poi eravamo appunto alla vigilia delle elezioni del 2018, quindi c'erano comizi, talk show, e da lì è nato tutto. Successivamente ho iniziato a frequentare la scuola di formazione politica ideata dal senatore Armando Siri, e per me è stata come dire una scoperta, no? E soprattutto Armando è stata una scoperta, perché mi ha trasmesso quella passione e quell'amore di far politica che raramente si trova, e ho trovato una famiglia nella scuola di formazione politica, perché poi dà la possibilità di conoscere tante persone dal nord a sud, quindi uno scambio continuo, no? Di idee, di proposte, quindi ci aggiorniamo costantemente, e veramente io la consiglio sempre a tutti, la scuola di formazione, perché è un luogo che ti fa crescere. È vero, A è vero, è vero. livello- E soprattutto, a livello- perdonami, è un qualcosa che ti insegna anche come funziona questa Italia, perché l'Italia alla fine è un po' complicata nella politica, le istituzioni, la città, il paese, chi governa, le proposte di leggi, cioè tante cose che vanno assolutamente capite, perché se non entri in questa ottica ne rimani fuori e ti fregano. Quindi scuola di formazione politica della Lega, con un grande abbraccio a Siri, chiaramente, che abbiamo tante volte su queste frequenze, ma soprattutto a voi giovani e meno giovani che attraverso la scuola politica iniziate a capire davvero tanti meccanismi della politica in Italia. Gemma, e poi questo riconoscimento dall'Università di Roma tra le giovani promesse, quelle più attive. Anche questa è stata una cosa che forse non ti aspettavi.
Appunto, come dire, è un onore ma anche un onere, no? Perché alla fine è una responsabilità rientrare fra i 60 under 30 più influenti che appunto ci hanno selezionato dall'Espresso e con Politica Mag in collaborazione anche con l'Università Link. Ma come dire, è anche un segnale, lo vedo anche come un segnale, perché comunque la nostra generazione non deve aspettare il futuro, ma lo deve afferrare e deve riuscire a guidarlo, ad averne cura, e quindi, come dire, è un segnale che la politica è importante anche per i ragazzi, perché comunque ci dà la possibilità di non subire il mondo ma di trasformarlo. E non subire il mondo che ti impone una certa parte politica, perché lo ricordiamo, nelle scuole c'è solo quell'altra parte politica, e noi abbiamo celebrato il personaggio di Kirk, ma quanti Kirk ci sono che tentano in questi anni di parlare a scuola, di dire qualcos'altro che non sia di sinistra, ed è una battaglia incredibile, a volte una vera e propria battaglia, perché te menano, cerchiamo di dire anche un'altra verità, pensando che magari non ce l'abbiamo in tasca noi la vera verità, ma forse non è neanche quella che raccontano quelli di sinistra, forse la verità sta nel mezzo, forse è giusto far pensare la gente con la propria testa, dicendo anche qualcosa che non è di sinistra, punto. Gemma Peri, candidata della Lega nella Toscana, che va ad elezione 12 e 13 di ottobre. Qual è la Toscana che vedi in futuro? Su cosa si basa la tua candidatura? Dove ti possono votare? Perché in questo momento tanti ci ascoltano dalla Toscana, ma ci sono anche tantissimi che hanno parenti o amici in Toscana. E un WhatsAppino ricordando: ho sentito la Gemma Peri che si può votare. Spiegaci, Gemma. Sì, allora sono candidata sulla provincia di Arezzo e sto portando avanti 3 punti importantissimi. Il primo è la sanità, perché la sanità è molto sentita in provincia di Arezzo come in tutto il resto della Toscana. Gianni ha, come dire, creato un buco di 1 miliardo di euro e non è possibile che quando stai male devi aspettare per mesi una visita, quando arriva il pronto soccorso non puoi essere lasciato ore lì su una barella, ospedali che perdono reparti, un'intera comunità quindi perde anche la sicurezza. E questa però è la realtà che c'è qua in Toscana, una realtà che fa capire tante cose e che comunque sarà da rivedere il modello Gianni delle 3 mega ASL, perché sarebbe importante riuscire a tornare a un modello più territoriale, quindi con una sanità vicina al cittadino e non lontana, per cercare di, come dire, eliminare le liste d'attesa, gli ospedali che sono depotenziati, i pronto soccorsi che attualmente sono al collasso, c'è una carenza anche del personale, dei posti letto, quindi ecco, la sanità, una sanità vicina al cittadino. Stiamo portando avanti anche la raccolta firme sul referendum appunto sulla sanità, che ha portato avanti il comitato referendario di Toscana Sanità e che la Lega sta appoggiando. Quindi questo è uno dei punti importantissimi, riportare la sanità più vicina al cittadino e dare delle risposte immediate, perché comunque la salute e la vita non può aspettare. Poi un altro punto di cui insomma si sta parlando molto è anche quello dei centri di permanenza per il rimpatrio, no? I cosiddetti CPR. Che il PD non vorrebbe nulla assolutamente, li lasciamo liberi tranquillamente, no? Esatto. Diciamo il centrodestra c'ha qualche ideuzza un po' migliore, perché insomma, visto quello che succede in qualche grande città come Firenze, dove ogni sera succede un fattaccio, e anche in altre zone della Toscana non è da meno, forse è il caso che quelli che commettono reati se ne ritornino a casa loro e che nel frattempo non arrechino ulteriore danno. Gemma Peri. Verissimo, verissimo. I CPR sono, come dire, rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione ordinata, no, dell'immigrazione irregolare.
e comunque sono centri che consentono alle autorità di trattenere, diciamo, per un lasso di tempo quei cittadini stranieri che sono privi di titoli per rimanere nel paese, andando a facilitare così appunto la loro identificazione e il successivo rimpatrio verso i paesi di origine. Quindi sono degli strumenti fondamentali ad oggi, perché non è possibile pensare che non si possa camminare o stare tranquilli nelle nostre città, qua ad Arezzo come a Firenze, come a Grosseto e come in tutta la Toscana, cioè i genitori che lasciano andare fuori i figli non stanno tranquilli, perché le ragazzine di 14 anni devono viaggiare con paura perché magari possono subire uno scippo oppure delle intimidazioni. Quindi, come dire, sono strumenti fondamentali da portare qua in Toscana, con dubbio. Ultimo punto? Ultimo punto, appunto, agricoltura, perché la provincia di Arezzo è una delle maggiori province con appunto lavoratori in agricoltura, è una di quelle province che produce tutto, quindi da frutta, ortaggi a appunto anche all'ambito vitivinicolo, e come dire, c'è bisogno di riportare le nostre tradizioni e incentivare l'agricoltura qua in provincia, come poi in tutta la Toscana. C'è da lavorare, ragazzi, c'è da lavorare, fare squadra con il governo anche davanti alle grandi emergenze internazionali e mondiali come il Mercosur, che non vogliamo assolutamente abbracciare. Va bene, se quelli del Sud America ci vogliono comprare qualche cosa, ma attenzione a quello che arriverà in Italia. Lo dico perché molti non sono informati su questo argomento. Ascoltate più spesso questo canale. Ci fermiamo. Gemma Peri da Arezzo, candidata della Lega alle prossime elezioni del 12 e del 13 ottobre. Se ci ascoltate da quella zona, spargete la voce, ma chiaramente noi apprezziamo Gemma Peri perché a 20 anni si è buttata in questa bellissima avventura che è la politica, che come dicevi tu ti fa conoscere tanta gente, ma ti insegna anche tante cose della vita, ed è bellissimo acquisirle a 20 anni, perché poi le porti avanti e sarai una persona diversa, perché ha fatto queste esperienze molto in anticipo rispetto ad altri che magari le fanno, ma ci vogliono 20 anni e più per fare determinate esperienze. Gemma, buon lavoro, ma soprattutto buone chiacchierate con la gente. Dove sarai nelle prossime ore? Dove ti potranno trovare i nostri ascoltatori se sono in zona? Grazie, nelle prossime ore sarò in Valdarno, continuerò il mio tour per le vallate fino al 12 di ottobre con un unico obiettivo: prendere la Toscana. E noi incrociamo le dita delle mani e dei piedi, perché già la Lega e il centrodestra hanno in mano in senso positivo e le stanno governando positivamente tanti paesi, tante città, la maggior parte della Toscana, quelle importanti, e insomma ormai manca soltanto la regione. Grazie Gemma, alla prossima! Grazie, alla prossima! La buona politica a 20 anni, un po' di invidia il Semivarin ce l'ha. Io a 20 anni parlavo, ma parlavo per radio e non facevo politica ai tempi, facevo dediche richieste. A 20 anni dunque ero a Radio Milano Caponord, sì, era più o meno primi anni 80, e facevo un programma la sera di dediche richieste dalle 6 alla mezzanotte, il sabato sera, facevo un casino della miseria, e però lì ho imparato comunque a parlare la gente, ad ascoltare la gente che entrava in onda e a volte raccontava anche le proprie problematiche, le cose che non andavano bene, eccetera. La radio ti serve, come è servita a tanti della Lega, da Matteo Salvini ad Alessandro Morelli a Romeo, si mettevano qua con la cuffia e ascoltavano le telefonate e capivano che c'è un universo di persone
che a volte si vergogna ad avvicinarsi a te quando ti incontra per strada, c'è un timore reverenziale da una parte o proprio anche una vergogna perché a volte devi raccontare delle cose terribili che ti accadono e quasi è meglio stare zitti. La radio aiuta in questo senso. Una manciata di minuti e poi me ne devo andare, mi scuso, cavolo, oggi non ce la faccio con il telefono, perdonatemi, ma devo andare sul quotidiano La Verità e perdonatemi. In prima pagina Acquaroli che straccia Ricci, le Marche restano al centrodestra, che è una regione normalmente le Marche da sempre amministrata dalla sinistra, ragazzi, da quando è passata al centrodestra e vogliono che resti al centrodestra. Scoperto il bluff della sinistra. Avevano dipinto la regione Marche come l'Ohio italiano che anticipa le elezioni nazionali, accreditando un falso testa a testa tra i candidati per dare una spallata al governo. Invece il campo largo incassa la 10ª batosta su 13 sfide e la Schlein ne esce ammaccata. Tridico che vuol comandare in Calabria ma non può neanche votare per se stesso perché risiede a Roma. Sul quotidiano La Verità di spalla c'è la Fornero, perché per la Fornero il diritto alla pensione è un falso mito e straparla pure Monti. La replica al Corriere: Dio è in politica da prima di Kirk ed è peggio quando manca. Marcello Veneziani oggi sul quotidiano La Verità. E poi Forza Italia salva Sala, esce dall'aula e lascia vendere San Siro. Polemica a destra. All'interno, come dicevamo, la sinistra sognava l'Ohio, invece è un'aia. Tridico, e mo te lo dico, calabrese ma solo di nascita, risiede a Roma e non può votarsi. Crosetto va diretto. Firmerei perché ci fossero solo attivisti arrestati, quelli della flotilla, ma soprattutto, guarda qua, il racconto di un fotoreporter che ha deciso di abbandonare la spedizione della flotilla. A bordo prese decisioni pericolose, alla guida c'erano cuochi e ballerini. Signori, articolone quest'oggi con Nicolò Celesti che spiega questo suo viaggio con la flotilla e spiega che cavolo c'era a bordo che guidava. Sicuramente avranno mangiato bene, se a guidare erano cuochi e ballerini. Tacciamo di infinite cose. La Fornero, ragazzi, la Fornero a pagina 9, Fornero sadica, che dice: la pensione non è dovuta. Mentre le agenzie di rating premiano l'Italia, l'ex ministro del lavoro torna a fare terrorismo pontificando sulla finanziaria. Punirà i giovani, dice lei, che ha fabbricato esodati. E il suo amico Monti svela che anche la BCE è manovrata dalla politica. Giriamo ancora pagina, sempre sul quotidiano La Verità. No, è finito La Verità e allora vado a fare un giro sul giornale perché anche qui c'è roba buona, non vi posso lasciare andare via senza avervi letto il quotidiano Il Giornale, che apre con: la sinistra naufraga nelle Marche, altro che effetto Propal. Ma poi anche Gaza, Trump cerca il miracolo, il piano USA per la pace, flotilla, il PD sbarca, Crosetto, spero ci siano solo arresti. All'interno l'effetto Gaza fa flop, campo largo al 10° KO, anche qui Tridico, e mo te lo dico, non potrà neppure votarsi, non è residente in Calabria, ma interessante, a pagina 10 del quotidiano Il Giornale, l'analisi è il dilemma dell'Occidente sulla difesa dei suoi valori. La sinistra sta con Gaza, ma è in pieno cortocircuito. L'incompatibilità tra mondo LGBT e Islam lo dimostra. Giovanni Orsina fa qualche considerazione che vi dovete portare a casa. I governi cercano l'equilibrio tra i diritti dei palestinesi e quello di Israele di esistere.
in questo caso sono più maturi della società civile. A voi, naturalmente, il quotidiano Il Giornale, che dedica il taglio basso anche alla bufera sulla giornalista Rai. Fake news, i bimbi israeliani bruciati, ha detto la Goracci. L'ira di Gasparri, negazionista. La comunità ebraica di Milano valuta azioni legali, soprattutto perché l'ha detto su un servizio pubblico. Ancora sul quotidiano Il Giornale, la svolta statunitense, che dicono Mosca può essere colpita, via libera agli attacchi a lungo raggio, Kiev aspetta anche i Tomahawk, ira del Cremlino, ma soprattutto che ci interessa l'odio contro i cristiani che divide gli Stati Uniti. È uscito un report sugli attacchi alle chiese, abbiamo sentito l'ultimo contro una chiesa dei Mormoni. Andrea Indini ci parla di questo odio viscerale, notizie che non fanno notizia e quindi vengono pubblicate in piccolo contro i cristiani. Quest'oggi a pagina 23 del quotidiano Il Giornale. Certo, me ne vado, tra pochissimo arriva il nostro direttore con il suo editoriale, poi Giulio Cainarca, ma poi ritorna Sammy Varin facendovi vedere il quotidiano La Stampa. Gaza, 72 ore per la pace, e siamo qui, ragazzi. Trump e Netanyahu si sono messi d'accordo. L'ora dell'intesa, titola La Stampa, pagina 2. Trump e Netanyahu presentano il piano aggiornato, ostaggi liberi entro 72 ore, ritiro dell'IDF da Gaza, comitato di gestione con Blair e infine Stato palestinese. Il leader israeliano si è scusato con Altani per il raid su Doha, le raid in Qatar. Non succederà più, lo cantava anche Adriano Celentano con Claudia Mori. Salvacondotto e amnistia per i capi di Hamas non coinvolti nei massacri. Naturalmente siamo tutti qui ad aspettare cosa risponderà Hamas. Sempre sul quotidiano La Stampa, il disarmo, il no all'esodo, la ricostruzione, i 20 punti che tengono insieme gli opposti, l'applauso di Meloni, una svolta, ma c'è Rula Gebrale che porta un po' sfiga sicuramente, ma siamo sulla Stampa, sto scherzando. Dice, sulla carta è una buona intesa, ma ho seri dubbi che Israele ritirerà l'esercito dalla striscia. E perdonatemi, ogni tanto mi viene qualche dubbio anche a me. La giornalista, quella leggermente abbronzata, Bibi dice una cosa a Washington e ne fa un'altra a Gerusalemme. Sull'ANP, impossibile escludere i palestinesi, ora serve implementare l'accordo. Ovvio che non voglia Hamas, ma Israele deve capire che non voglia Hamas, non è chiaro questo concetto, ma Israele deve capire che i palestinesi devono essere al centro di qualsiasi proposta, ok? Paginone con l'intervista, pagina 6, insieme a Rula Gebral, quest'oggi sul quotidiano La Stampa. E qua mi fermo, certamente, dai, abbiamo cercato di ridere e di scherzare, speriamo di avervi strappato un sorriso anche in questa rassegna stampa. E Francesco si stiracchia, ti ho fatto un buon risveglio, grazie per la regia, ma signori non vado da nessuna parte, io adesso vado di là in redazione a preparare la trasmissione delle 11, alle 11 torno in onda con un artista indipendente che si chiama Alucandra, ma soprattutto vi porterò a Milano non per parlarvi della vendita dello stadio, che grazie a Forza Italia quella roba lì è andata in porto, ma per parlarvi del futuro dei motociclisti che hanno una bella moto, un motorino 012, che grazie alla Lega potranno ancora circolare per un anno, perché il divieto doveva partire da ottobre, ma sono incazzati neri perché il sindaco di Milano è risoluto e vuole assolutamente proibirli. Ne parleremo alle 11:30 con Claudio Bernieri, che ha fatto un bel servizio da Milano. Per il momento, buona mattinata e a più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri